Ma l'autonomia Continuiamo a rimandare un po' le calende greche, quello che... No, lo stiamo facendo e ho preso un impegno con i veneti che l'avremo portato in Consiglio dei Ministri prima di Natale ed è stato così. E nei prossimi giorni abbiamo degli incontri importanti, risolutivi su una serie di punti, ma come ci siamo detti nel cronoprogramma, per febbraio deve essere pronto il documento che poi il Presidente del Consiglio deve discutere con i Presidenti di Regione. Non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum, l'autonomia a questa regione, come alla regione Lombardia, come a tutte le altre regioni che lo chiederanno, si deve dare in un'ottica di un'Italia che resta sempre un'Italia solidale, perché io non credo che i veneti vogliano togliere ad altre regioni, vogliano soltanto l'autonomia che hanno chiesto con un referendum e gli sarà data perché gli deve essere data. Quindi alla ministra Grito... No, guardi, io in questi giorni vedo che si sta giocando con i nostri ministri a provare a dire di chi è la colpa del fatto che l'autonomia non è stata ancora data al Veneto. L'autonomia al Veneto sarà data e stiamo lavorando al massimo della nostra forza e della nostra volontà per ottenere questo risultato il prima possibile. Si parla però di reddito di cittadinanza anche per gli immigrati. No, la smentisco perché la legge, come abbiamo sempre detto, è una legge che riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani.